Siamo con Adriana De Martin, gol vittoria oggi Adriana per un Vittorio Veneto che è stato, non si può neanche usare un aggettivo per descrivere questa squadra per come si è espressa oggi, soprattutto in fase difensiva. Sì, sono felicissima per il gol, ma io penso che oggi sia da rimarcare la prestazione di tutta la squadra, dalla prima all'ultima entrata, perché secondo me abbiamo fatto una partita di sacrificio, di cuore, abbiamo dimostrato chi è il Vittorio e con forza e tenacia abbiamo portato a casa la partita e state molto brave. Diciamo che l'arbitro è un po' eccessivamente mandato fuori Valentina Foltran perché sì, ci stava il fallo, ma magari sanzionato con un cartellino giallo. Sì, ci poteva stare il fallo, era assolutamente involontario, anche perché la gamba non era alzata eccessivamente tanto, quello ci ha sicuramente penalizzato e dispiace anche perché eravamo a inizio partita, una decisione del genere è stata un po' azzardata a mio avviso. Che comunque fortunatamente non ha compromesso l'esito dell'incontro. Non ha compromesso in termini di risultato, ma da quando è uscita Valentina si è vista l'inferiorità numerica, anche perché oggi faceva caldo, era una giornata difficile e forse comunque l'uscita di Valentina è stata ancora più carica e abbiamo portato a casa il risultato. Allora Francesca, questo Vittorio Veneto oggi si è dimostrato per quello che è e che ha dimostrato nella sua storia, cioè soffrire tutta la squadra, ripartire, fare gol. È il Vittorio Veneto questo. Sì, oggi abbiamo tenuto il campo il primo tempo, giocando anche con qualche sviluppo appunto in attacco e sulle fasce. Il secondo tempo è stato un assedio da parte della Jesina, però sono contentissima della mia squadra, delle ragazze, della prestazione, tanto carattere e tanto cuore, quello sì. A volte, in tempi passati, circa un paio di mesi fa, criticavamo un po' l'atteggiamento giustamente, magari perché bisogna anche dire cos'è bene e cos'è male del Vittorio Veneto, però oggi non si può dire assolutamente nulla per quanto riguarda l'impegno proprio delle tue compagne. Ma sì, penso che la classifica dimostri il nostro campionato, nel senso che se avessimo avuto tutte prestazioni come quella di oggi non saremmo quarte adesso. Avremmo avuto delle prestazioni altalenanti durante l'anno, però può starci, nel senso che il campionato quest'anno è molto lungo, difficile. Sì, già domenica scorsa io non c'ero, però insomma il mister ha detto che non c'è stato lo stesso approccio alla partita. Oggi sono contenta perché dal punto di vista di carattere e concentrazione penso che abbiamo giocato sopra le righe, ecco. Adesso ci rimangono proprio 4 partite al termine, cominciando proprio da domenica prossima contro un Pordenone che sicuramente non verrà a passeggiare a Vittorio Veneto. Sì, certo, ma tutte le squadre giocano per vincere alla fine, anche senza guardare la classifica. Col Pordenone ci sarà qualcosa in più perché noi abbiamo delle ex, loro hanno delle ex, quindi la vicinanza, ci conosciamo, quindi sicuramente sarà una partita particolare. Però noi dobbiamo guardare il nostro obiettivo per un mese dobbiamo tenere la testa bassa, lavorare e tra un mese potremo alzare la testa, poi sarà quello che sarà. L'importante è non avere rimpianti e dare il meglio che si può domenica per domenica, quello sicuramente. Allora mister, una partita delle ragazze incredibile oggi, perché sotto di una donna oggi non si sono fatte abbattere sicuramente, anzi hanno trovato anche il gol vittoria con De Martin e hanno portato a casa 3 punti pesantissimi da Iesi. Sì, le ragazze sono state eccezionali, quindi ogni aggettivo per descriverle non basterebbe. Siamo rimasti in 10 dopo 12 minuti, quindi hanno fatto praticamente 83 minuti in inferiorità numerica, siamo andati in vantaggio, abbiamo sofferto ma non abbiamo lasciato all'avversaria né il pallino del gioco né le occasioni. Quindi oggi sì, sono veramente orgoglioso di allenare queste ragazze. Era di naturale conseguenza che la Jesina attaccasse giustamente, però il Vittorio Veneto non si è mai scomposto. No, le ragazze sono state perfette sotto tutti i punti di vista, sono state ordinate, si sono date una mano per tutti gli 82 minuti che sono rimaste in inferiorità numerica. La Jesina anche ha cercato di cambiare modulo per cercare di dare qualche fastidio alla nostra retroguardia, ma più di qualche tiro da fuori area e qualche cross in mezzo dove arrivavamo sempre
prima noi siamo arrivati praticamente al 93esimo senza tanti patemi d'animo. Guardando i risultati, oggi hanno vinto ancora Castelvecchio e San Bonifacio, e siamo in attesa del posticipo tra Riccione e Fortitudo Mozzecane. Vedremo come andrà a finire poi. Comunque mancano 4 partite, 12 punti, bisogna farli tutti. Sì, noi abbiamo il 30%, il 20%, il 50% di probabilità. Dobbiamo attaccarci a tutto, quindi dobbiamo stare lì fino a metà maggio, e domenica prossima abbiamo un'altra finale contro il Pordenone, quindi adesso facciamo festa e da domani incominciamo già a pensare al Pordenone.